Nel cuore produttivo della sua celebre distilleria Acquavite, Roberto Castagnier ha celebrato il premio Fuoriclasse 2014 assegnato a coloro che arricchiscono la società in qualsiasi campo delle attività umane. Io ho sempre guardato quelli più bravi, ho cercato di imparare i loro segreti. Il premio Fuoriclasse è proprio un riconoscimento alle persone che hanno un talento particolare, dei veri fuoriclasse e che hanno portato in avanti le ambizioni di tutti. Credo molto nella qualità come un elemento imprescindibile per andare nei migliori locali italiani, ma soprattutto nel mondo. Io credo che oggi l'Italia possa fare solo questo, produrre qualità, alta qualità e cercare di vendere un Made in Italy che secondo me ancora nel mercato c'è spazio. Red Canzian, il vincitore, icona intergenerazionale della musica, il suo cuore poetico e musicale e la sua attenzione ai giovani di talento, le motivazioni. Ci sono dei giovani assolutamente di fuori classe. Io ho dei musicisti con cui sto girando in questo momento che sono dei fuori classe. In questa tournée della quale ho fatto la data zero l'altra sera vicino a Padova, porterò sul palcoscenico delle giovani orchestre prese dai conservatori proprio per dar loro la possibilità di vivere l'emozione del palcoscenico. Di canzone in canzone Red Canzian ha ripercorso la sua storia e la carriera artistica, dai grandi successi al suo nuovo album L'Istinto e le Stelle, un viaggio emozionante per gli ospiti presenti. Sono nato da una famiglia povera ma da due genitori che hanno difeso e protetto i miei sogni sempre, anche quando agli occhi loro di persone semplici che avevano fatto la terza elementare forse potevano sembrare non dei sogni ma delle utopie. Io con te sono io, tu con me vai da Dio e ogni giorno un altro giorno che ci siamo io per te. Una serata per celebrare anche il 60° compleanno di Roberto Castagnier con gli amici di sempre. Roberto è una forza della natura e quindi siamo molto felici di essere qui e poter augurare a lui tanta fortuna, tanto affetto da parte di tutti perché ce l'ha veramente incondizionato. Ma io stimo Castagnier non solo per la grappa, ma per il derivato, chiamiamolo così, che è riuscito a fare con prodotti raboccati che hanno nobilitato un prodotto antico. E questo è il frutto, in questo caso, di Roberto Castagnier, della sua azienda e di tutta la sua famiglia, di aver creduto, di aver lavorato, di aver investito, ovviamente oltre che aver avuto il talento. E dopo tanti auguri ricevuti è Castagnier a lanciare un invito: distilliamo ottimismo.